Virgilio Milani era uno scultore. Ovvia constatazione che implica però una personale e tutt'altro che ovvia scelta deontologica. Egli frequentò l'Accademia di Belle Arti di Venezia all'inizio del Novecento, avendo come maestro Antonio del Zotto, autore fra l'altro del monumento a Goldoni collocato a Venezia. Anche del Zotto quindi era uno scultore. Appartenente però a quella formidabile generazione di fine Ottocento, liquidata come accademica dalla cultura novecentesca, ma autrice dell'impressionante statuaria celebrativa che il neonato Stato unitario collocò in ogni sua piazza. A questa scuola si formò il giovane Milani. Virgilio Milani perciò non era un decoratore, ma ciò nonostante la decorazione fu parte integrante della sua formazione. Tornato a Rovigo, nel pieno del periodo Liberty, egli si cimentò nella decorazione plastica della facciata di una palazzina, ma capì subito che non era la sua arte, seppur corretta nella composizione e brillante nell'invenzione, risultava troppo pesante e satura per essere convincente come decorazione. Lui era uno scultore, ma in grado di parlare correttamente il linguaggio dell'architettura e del suo decoro. Nel secondo dopoguerra, in quanto scultore affermato, intervenne sistematicamente negli edifici della Nuova Rovigo, realizzando opere esemplari dal punto di vista dell'arte pubblica e del decoro urbano, come testimoniano da un lato il capolavoro costituito dal bassorilievo collocato nel Palazzo Ina e, dall'altro, il caso limite del mosaico di facciata del Liceo Classico, in cui come scultore ha talmente chiara la priorità del decoro nel dialogo con l'architettura da rinunciare addirittura ad essere tale. Fra questi due opposti, Milani svolge il tema del decoro urbano, scopo della funzione civile dell'arte pubblica e della decorazione dell'architettura in tutte le sfumature ammesse dall'arte e richieste dalla committenza. Di volta in volta è ornatista canonico nei minimali interventi di decoro delle chiese e del teatro sociale, scultore solido ispirato nell'invenzione a quattro mani con l'architetto Canato della fontana della riconoscenza, abile scalpellino nell'invenzione dell'angelo che con l'ala chiude il portale del collegio Angelo Custode con un arco virtuale, decoratore innovativo e sperimentale nel modernissimo fregio della Casa del Mutilato, elegante compositore nelle numerose lapidi celebrative collocate sui muri cittadini e, infine, grande e canonico scultore nei busti, nelle statue e nei bassorilievi che dalla stazione al cimitero fanno bella mostra di sé dai muri e nelle piazze cittadine. Virgilio Milani era nato il 29 febbraio del 1888 a Rovigo. Milani aveva compiuto i suoi studi artistici a Venezia, nel solco del naturalismo appreso da un maestro scrupoloso come Antonio del Zotto, autore del monumento a Goldoni a 2 passi da Rialto. Conseguito nel 1910 il diploma, il giovane Milani fece ritorno nella sua città e con entusiasmo diede avvio alla sua attività di scultore, dividendosi tra il lavoro presso un lapicida di via Sabbioni e le ore passate a modellare per sé nel solaio della casa paterna che aveva adattato a studio. Nel frattempo il giovane scultore aveva avuto la soddisfazione di assistere in città all'inaugurazione della sua prima opera a carattere pubblico, un medaglione in onore di Alberto Mario per l'Istituto Tecnico di Amicis. Negli anni immediatamente successivi Milani realizzò altre opere a carattere commemorativo e anche i primi impegnativi lavori per il cimitero dei Sabbioni, sotto l'influsso dell'Art Nouveau e della secessione viennese. Al 1917 risale il rilievo per Cesare Battisti, che fruttò al giovane artista un grande successo e la piena affermazione nella sua Rovigo. Poi fu la volta del busto a frate Angelo da Aviano per i Cappuccini, del rilievo in onore di Ugo Migliorini al Conservatorio, della lapide a Domenico Strada per l'Accademia dei Concordi, fino al bassorilievo per i caduti di Lusia, che fu uno dei primissimi monumenti eretti in Polesine in memoria di quanti morirono nella Prima Guerra Mondiale. Dall'inizio degli anni '20 Virgilio Milani fu attivo nella realizzazione di tali monumenti più o meno impegnativi per Rovigo e per altri centri del Polesine, con l'unica eccezione oltre confine del monumento ai caduti di Stanghella. Si trattò di lapidi e monumenti molto vari, sia per iconografia che per valore, per impegno, ma in essi Virgilio seppe comunque sempre restare fedele a un suo linguaggio sobrio, essenziale, non amante della retorica.
Tra vocazione e mestiere si dispiegò per un cinquantennio l'intensa attività di Milani. Il suo ruolo come scultore pubblico a Rovigo viene oggi pienamente documentato dal meritorio progetto del Percorso Milani. In parallelo con questa produzione, Milani si impegnò da artista infaticabile e schivo nella realizzazione di molte opere per sé o per committenti privati. Non volle mai lasciare la sua città, ma senza mai indulgere a pigrizie da provinciale. Il suo modo di fare arte fu sempre caratterizzato da serietà di intenti, da un linguaggio nemico della retorica e sempre attento a quello che di meglio offriva la scultura italiana del tempo, con particolare amore per le opere di Arturo Martini. E l'impronta di Martini, rielaborata con intelligenza e sensibilità, si coglie bene nella fontana eretta davanti alla stazione ferroviaria o nel bellissimo gruppo bronzeo destinato alla sua stessa tomba verso la fine degli anni '60. E un Milani ormai ottantenne riservò una sorpresa quando decise di abbandonare la scultura di carattere figurativo. Scelse il linguaggio dell'astrazione, recuperò l'interesse per l'architettura che aveva avuto da ragazzo e si mise a tracciare progetti di monumenti in forma di strutture metalliche. Forse memori del costruttivismo e sicuramente al corrente della produzione astratta di Mirko Basaldella, Virgilio Milani visse il suo particolare 68, con la gioia di potersi finalmente dedicare liberamente a sperimentazioni polimateriche, al gioco della dissoluzione e ricostruzione delle forme, senza più l'obbligo di scolpire con verosimiglianza. Multipli dal carattere di totem, libro parete in acciaio alto 2 metri, un gran numero di schizzi, ma la sessantottesca nuova giovinezza di Milani fu anche una radicale sconfessione del suo stesso ruolo di padre, di autorevole decano degli artisti polesani. Sentendosi vicino alla morte, Milani decise di compiere con lucidità e pacatezza un gesto coerente con il giudizio che ormai dava della sua arte. Distrusse i gessi a cui stava lavorando e quasi tutte le opere che conservava nella sua casa studio di Viale Trieste. Morì il 15 marzo del 77 a 88 anni. Virgilio Milani è il più importante scultore polesano del Novecento e degno di essere annoverato fra i maggiori nel panorama nazionale. Egli ha dedicato la sua intera opera a Rovigo, fatto unico in tutta Italia, e trasformandola in un'autentica città d'arte moderna. È in questa ottica che la Fondazione Banca del Monte di Rovigo ha creato il Percorso Milani. Non solo una mappa alla scoperta di un artista e dei suoi tesori, ma anche un itinerario artistico e culturale capace di valorizzare dal punto di vista turistico la città. Esso ci aiuta a capire l'operato di uno degli ultimi esempi di artista pubblico puro che, attenendosi allo statuto classico del decoro, ha lasciato una lezione di sobria dignità e chiarezza difficilmente rinvenibili nell'arte contemporanea. Eclettico sperimentatore, mai provinciale, ma aperto a tutte le correnti italiane ed europee, nel corso della sua lunga carriera artistica, Virgilio Milani ha dimostrato una capacità di sintesi e padronanza delle più svariate tecniche scultoree, applicate al decoro della sua amata città. Il Percorso Milani, costituito di 20 siti, facilmente raggiungibili con un percorso pedonale lungo le vie del centro storico e visitabili senza vincoli di accesso o di orario, è contraddistinto per ogni opera da una targhetta in plexiglass trasparente, recante in rosso scarlatto il monogramma dell'artista ed i suoi strumenti, martello e mazzetta. Parte dalla Fontana della Riconoscenza, posta all'ingresso della città, davanti alla stazione dei treni, e prosegue, inoltrandosi fino nel cuore del centro storico, per concludersi nel cimitero cittadino, dove l'artista ha lasciato pregevoli esempi di arte funeraria.
La Fontana della Riconoscenza, capolavoro di arte pubblica di Virgilio Milani, progettata assieme all'architetto Canato e dall'ingegnere Silvestri, fu dedicata nel 1952 alla tragedia dell'alluvione che aveva colpito il Polesine l'anno prima, per esprimere nel contempo la gratitudine per il pericolo cessato, il cordoglio per le vittime e soprattutto per celebrare la rinascita grazie agli aiuti italiani ed internazionali. Situata nel piazzale antistante la stazione dei treni, crocevia di quotidiani arrivi e partenze, essa risulta in perfetta armonia con l'ambiente circostante, sia per le dimensioni che per la concezione. Si può dire che il suo elemento caratterizzante sia l'ossimoro, ossia il contrasto fra l'andamento orizzontale dato dai tre anelli concentrici, a loro volta alternati in marmo rosso di Verona e bianca pietra d'Istria, con quello verticale della doppia stele, anch'essa giocata sull'opposizione vuoto-pieno. Infatti le due stele, che rendono i due momenti dell'alluvione e della solidarietà, non sono unite tra loro, dando un'impressione di leggerezza. Nelle 8 formelle a basso rilievo del basamento, alternate a teste bronzee di pesce da cui escono i rivoli d'acqua, sono stati sintetizzati i luoghi e gli elementi simbolo della terra polesana, quasi una cartolina della provincia di Rovigo, le medievali torri cittadine, l'origine etrusca e marinaresca di Adria, i palazzi settecenteschi di Lendinara e la villa palladiana di Fratta Polesine, la basilica della Vangadizza e ancora la navigazione fluviale, le idrovore e i pozzi metaniferi. Imboccando dalla stazione ferroviaria il viale Alberato che introduce alla città, si incontra in piazza Cervi la chiesa della Commenda, sulla cui ampia facciata neoromanica Virgilio Milani ha fatto un sobrio intervento figurativo con i marmorei rilievi delle teste simboleggianti i 4 evangelisti: l'angelo di San Matteo, il leone di San Marco, l'aquila di San Giovanni, il toro di San Luca. In una mirabile sintesi narrativa e simbolica, esse poggiano sui rispettivi Vangeli aperti. Proseguendo per il centro, si incontra la casa che l'artista adibì in un primo momento a studio e che egli ha decorato con un fregio esterno di alcuni putti alle prese con palle colorate, ispirato allo stile Liberty che reinterpreta modernamente il modello di Donatello nella chiesa di San Luca. Da notare l'originalità dell'ideazione ad angolo su 2 lati e la vivacità delle figure che, in un marcato basso rilievo, si stagliano dalla superficie quasi a voler uscire dall'ambito a loro assegnato. In via Umberto I appare l'imponente prospetto dallo stile spoglio e poco armonioso del Palazzo IACP, Istituto Autonomo Case Popolari, inaugurato alla fine degli anni 50, che sarebbe rimasto anonimo se non fosse stato arricchito da 3 rilievi asimmetrici di Milani, i quali, celebrandone la finalità sociale, riportano la microstoria di una piccola famiglia assegnataria in 3 quadri: l'uscita dalla vecchia casa, l'entrata nella nuova e il suo affacciarsi dalla finestra, metafora dell'inizio di una nuova vita. Il condominio sul retro reca un colorato mosaico che ne riporta le fasi della costruzione, dalla progettazione all'edificazione, eseguito in collaborazione con il grande mosaicista e pittore rodigino Edoardo Kendi, suo caro amico, ed un altro grande artista cittadino coevo, Vittorio Milan. Poco lontano, in un punto strategico della città, all'inizio della prestigiosa via Angeli, sorge il Palazzo dell'Erario, altra costruzione
frutto dello stile funzionalista e razionalista del dopoguerra, dove l'armonia era bandita insieme ad ogni forma di decorazione. Anch'esso è stato nobilitato da Milani con l'inserimento nell'angolo spoglio e senza finestre di una semplice figura di leone, che in realtà è la stilizzazione della Chimera d'Arezzo, sigillo del monopolio di Stato di cui l'edificio era la sede. La lezione di armonia e decoro, caratteristiche di Milani, raggiunge una delle massime espressioni nel grande rilievo dell'ancora razionalista Palazzo Ina, al termine di Via Angeli, illustrante la famiglia. Il tema della cellula sociale, nel suo passato, presente, futuro, con il bambino che trae nutrimento dalla madre e il padre che deve costruire dal nulla il destino della sua famiglia con il duro lavoro, mentre inserisce una monetina in un salvadanaio, simbolo del risparmio assicurativo per il futuro, è reso da Milani con la classica armonia della stilizzazione, fino alla perfezione, ispirandosi ai modelli del Quattrocento, Piero della Francesca e Jacopo della Quercia. Il motivo classico è tuttavia anche in questo caso rivisitato con il dato reale del corpo robusto e quasi squadrato dell'uomo, secondo il modello di Arturo Martini, e dei volumi spezzati alla Sironi. La sintesi risultante, in perfetto equilibrio, concorre a trasmettere un senso di armonia e serenità, ancora più notevole se si considera che il rilievo fu scolpito quando infuriava la Seconda Guerra Mondiale. Sotto il porticato del municipio, che si affaccia su piazza Vittorio Emanuele II, quasi si nasconde alla vista dei passanti la lapide in pietra d'Istria con il profilo bronzeo di Nazario Sauro, martire irredentista impiccato dagli austriaci nel 1916 a Capodistria, inaugurata il 25 aprile del 52. Nella sua semplicità, l'autore l'ha arricchita con due oggetti simbolici: l'ancora a sinistra dell'effigie, richiamo dell'attività di ammiraglio, ed una corda alla destra, a ricordo della tragica fine del personaggio. Nelle decorazioni di Piazzale d'Annunzio si può vedere invece la prova che allo scultore Milani non si addiceva alla semplice decorazione, e nei rari casi che vi si cimentò, i risultati non furono particolarmente riusciti. Al contrario, un esempio della sua straordinaria capacità di usare la scultura per decorare con senso della misura e perfetta armonia rispetto al contesto è dato dal suo intervento, risalente allo stesso periodo dei Quattro Evangelisti, sulla facciata in stile neoclassico dell'ottocentesco teatro sociale, miracolosamente scampata all'incendio del 1902. Chiamato a decorarla dopo la ricostruzione del teatro che si affaccia su piazza Garibaldi, egli pensò a degli altorilievi inseriti nella parte più alta fra le finestre e le cornici, che, riproducendo vari strumenti musicali, rievocassero la storia della musica, dall'antichità al moderno, con l'ulteriore intuizione di abbinarli a maschere teatrali che cambiano a seconda delle epoche. Tornando verso il Corso del Popolo, prima di lasciare piazza Vittorio Emanuele II, accanto all'ex corpo di guardia austriaca è visibile il monumento a Cesare Battisti, patriota irredentista italiano nonostante la sua origine austriaca. L'opera, risalente al 1917, segnò la definitiva affermazione pubblica di Milani. Essa tuttavia, pur appartenendo al suo primo periodo artistico,
già supera lo stile liberty allora diffuso, reinterpretando il soggetto in chiave dinamica e drammatica, con un'immagine romantica sofferta del Battisti, il quale, già con il cappio intorno al collo e i capelli a nuvola, sembra quasi staccarsi e uscire dalla cornice, volutamente non finita, in cui si rinviene solo un eco del Liberty nello sfondo accennato di rocce e piante, allusione alla terra natia del patriota tridentino. Agli inizi degli anni 50 fu costruito Palazzo Celio, destinato a divenire la nuova sede del liceo classico dopo la distruzione della precedente a seguito di un bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale. L'intuizione geniale di Milani fa scomparire la mole cubica a 3 piani dell'edificio, progettato con parametri funzionali ma poco decorosi, grazie ad un mosaico bifacciale percepito come un'unica immagine ed accentuato dalla cornice a palladiana che lo alleggerisce. Le scene in esso rappresentate, coerenti con la funzione del liceo classico, richiamano soggetti della mitologia e del mondo classico greco-romano, nei disegni stilizzati dei vecchi sussidiari e con i colori dei vasi attici che riproducono muse e il dio Mercurio accanto a lottatori ed un imperatore, sullo sfondo di una prora di nave, una biga e del Colosseo. Giovanni Miani, singolare figura di uomo brillante, colto e appassionato esploratore, morto nella disperata ricerca delle tanto agoniate sorgenti del Nilo e per questo vanto nazionale della nostra città, era una figura originale e amava vestire all'orientale. Milani gli dedica nel 31 una statua a ritratto, imponente nei volumi che riecheggiano il mosè michelangiolesco, ma esente da esotismi e richiami liberty, puntando sul verismo. A fare da sfondo alla statua di Miani è la casa del mutilato di guerra, con un fregio che corre per tutta la facciata, risalente alla prima metà degli anni 50. Per questo più moderna, già una sperimentazione, dando prova, ancora una volta, di un artista non fossilizzato, ma pronto a cambiare linguaggio di fronte all'avanzare delle avanguardie e soprattutto non chiuso nel suo mondo provinciale, ma perfettamente a conoscenza del quadro artistico italiano ed internazionale. Pertanto, pur essendo il rilievo coevo del Palazzo IACP, la materia è idealizzata, più espressiva e la plastica più sommaria, i volumi molto spezzati, geometrici, alla Sironi. A 2 passi è l'ex sinagoga, studio di Milani dal 1950, quando, venutane meno la funzione religiosa, fu messa all'asta dal comune. Si dice che egli l'avesse voluta per la grande vetrata che gli garantiva la luminosità necessaria alla sua arte. Merita un cenno anche la statua dell'angelo custode nell'omonimo collegio, non molto lontano, che, con pochi volumi tutti scanditi verso l'alto, con il motivo dell'ala che si chiude a cerchio, a protezione dei piccoli allievi, interpreta compiutamente la funzione educativa della scuola che l'ha commissionata. Esso appare perfettamente armonizzato con la struttura architettonica dei 2 pilastri ai lati del portale, di cui costituisce un ideale stipite. Nel cortile della vicina scuola media Casalini c'è la testimonianza più evidente della grande svolta, quasi una rivoluzione sensatottina, che Milani visse in età ormai avanzata. Complice un periodo difficile, oltre al recente sodalizio con il giovane artista Paolo Gioli, reduce da un'esperienza di studio negli Stati Uniti, Milani entrò in una profonda crisi esistenziale ed artistica
che l'avrebbe portato a rinnegare la precedente produzione di una vita e ad aprirsi nell'ultimo decennio ai nuovi linguaggi, in particolare all'astrattismo di Kandinsky. Frutto di questo profondo ripensamento artistico è l'enigmatico libro Parete, avveniristica struttura di tubi in acciaio inox di diverse lunghezze, accostati tra loro fino a raggiungere i 9 metri di altezza. Essa è l'ultima opera pubblica di Milani. La chiesa di Santa Maria dei Sabbioni, nel cimitero della città, reca sulla facciata un angelo a basso rilievo con le grandi ali aperte in volo ad accogliere i suoi ospiti. Esso fu realizzato da Milani nell'immediato dopoguerra, a seguito di un importante restauro della chiesa, e con la composizione lineare e di volumi armoniosi rappresenta ancora un ottimo esempio di decoro. L'ultimo sito è in realtà costituito da più opere, le quali coprono un arco di produzione che va dai primi del Novecento fino alla fine degli anni '60, dimostrando la straordinaria capacità dell'artista di cambiare adattandosi ai tempi e ai gusti ed usando varie tecniche, come sembra non sappiano più fare le generazioni moderne. La più complessa architettonicamente è Tomba Caniato, per la quale Milani ha realizzato 2 angeli oranti, il basso rilievo frontale raffigurante Cristo fra gli angeli ed un cornicione con teste di cherubini. Motivo ricorrente nella sua produzione cimiteriale è quello della figura femminile classica stilizzata e ieratica, da sola, come allegoria del dolore nella tomba Oliva e tomba Bachiega, o come pietà con Cristo morto nella tomba Giandoso. Le 2 figure maschili di un giovane nudo che abbraccia un soldato fante nella tomba Schiesari rappresentano invece un'allegoria della fraternità del dolore, secondo la lezione del poeta Ungaretti, in questo caso provato dai compagni di Ugo Schiesari, morto 21enne in guerra nel 1918. Singolare l'erma marmorea della tomba Tolomei del 1940, che ritrae il legionario spagnolo Federico Tolomei con volumi quattrocenteschi in una cornice di sapore novecentista. Infine, il capolavoro della sua arte funebre, la tomba Milani, pensata per se stesso e l'amata moglie Antonietta Bellinello, nella quale spiccano, sopra un alto basamento nero, 2 figure bronzee giovanili, nude, di un uomo e una donna, che tendono le mani e i volti al cielo, simbolo di un senso di attesa quasi fiduciosa nel compiersi del proprio destino. Sui fianchi sono applicati 2 riquadri a basso rilievo con gli strumenti di lavoro del Milani, scalpelli, stecche, martelli, e della moglie, articoli di cucito e giardinaggio ed un messale, che richiamano l'usanza etrusca di seppellire il morto con gli oggetti della quotidianità. Ho conosciuto Virgilio Milani che era ancora un ragazzo, aveva lo studio che era la sinagoga degli ebrei, che era stata abbandonata dalle parti di casa mia. Non solo, ma era stato legato per molto tempo ai miei nonni, conosceva benissimo mio padre, per cui era inevitabile che più di qualche volta io lo incrociassi, mi fermassi con lui, non da solo ovviamente perché era un bimbo, a parlare. E quindi avere qualcosa, ero un bimbo, però ero alto come lui, perché Milani era piccolissimo di statura.
che idea mi ero fatto a quei tempi di Milani? Mi ero fatto un'idea un po' così, ero un artista. A casa mia c'era un grande rispetto per gli artisti e quindi io l'avevo assorbito, e gli artisti erano coloro che dovevano dire, che dicevano e che riuscivano a dire le cose che gli altri non avrebbero mai potuto. La cosa più curiosa è che qualche volta sono stato nel suo studio con mio nonno, che era piccolissimo di statura anche lui, per cui alla fin fine io non ero un gigante, ma ero più o meno alla stessa altezza, e quando sono stato nel suo studio la cosa che mi ha più colpito era lui, piccolissimo, arrampicato su un blocco di marmo molto grande, che sembrava, benché lo sovrastasse con un martello e scalpello in mano, il blocco lo annullava, lo faceva diventare ancora più piccolo se era possibile. Poi c'è stato un periodo della mia vita che era un periodo anche abbastanza felice, in cui ero ancora molto giovane, e con Milani che tornava nella mia vita in un qualche modo. Com'è che tornava? Perché io ero amico e coetaneo di Paolo Gioli, e Gioli mi tirava in casa di Milani. Una di quelle volte Milani aveva detto a Gioli, ma io ero presente: la mia opera è in gran parte distrutta e dispersa. E quindi lui già allora, e siamo nell'ultimo tratto di strada della sua vita, gli ultimi 10 anni diciamo, già allora aveva il problema di fare, o meglio non fare, una mostra, perché qualsiasi mostra non lo avrebbe rappresentato, perché troppo poche e troppo limitate nel periodo sarebbero state le opere. Molte opere sono disperse, perché? Perché lui faceva monumenti, per esempio. Il Polesine è pieno di monumenti di Milani, e monumenti che erano diversi per qualità, ma anche per fattura, diciamo, no? Nel senso che erano legati anche a un contesto nel quale lui si inseriva. Monumenti non soltanto, ma anche bassorilievi, per esempio. Ce ne sono parecchi a Rovigo. Quindi uno che va a spasso non solo per Rovigo, ma per tutto il Polesine, ha un incontro con Milani vestito da militare ai caduti, eccetera, eccetera. Ce n'è uno a Grignano di questi monumenti ai caduti, che è particolarmente interessante, e soprattutto ci mette diversi tipi di soldati, no? Quindi c'è il marinaio, c'è il fante e via dicendo, ma è interessante perché quel monumento, come dire, esprime una tristezza indicibile. Tristezza per la guerra e tristezza per i morti, in quel modo. Ecco, perché Milani diventasse quello che noi consideriamo oggi, ci è voluto molto tempo. Ci è voluto molto tempo perché Milani è sempre stato considerato uno scultore, ma uno scultore più professionista, proprio perché si pensava a quei monumenti, a queste cose, che non un artista compiuto, fatto. Era minuto soprattutto, il volto era come risucchiato da una fortissima tensione interiore. Nei movimenti, come tutte le persone piccole e minute, era rapidissimo, spiccio anche nel trattare con la gente, anche perché aveva, come dire, una certa timidezza che gli era rimasta. Era uno scultore versatile, no? Perché passava da qualsiasi tipo di materiale, quindi dal marmo alla terracotta, dal bronzo al cemento, alla ceramica soprattutto. Era più comoda. E chi ha avuto la fortuna come me di vederlo lavorare sotto quello studio che, ripeto, era nella sinagoga, la cosa che più colpiva di lui era l'approccio con il materiale, la sicurezza nel trattarlo, nel fare le cose immediatamente, come se fosse un lavoro di ordinaria manutenzione. E invece creava, ma aveva già tutto chiaro, probabilmente faceva anche dei progetti che però io non ho mai visto, io ho sempre visto quelle poche volte lavorare. E la cosa che lui aveva a disposizione nella sinagoga, e questo è molto importante per un artista, soprattutto per uno scultore, era la luce. La luce penetrava nella sinagoga in maniera sempre uguale, qualsiasi fosse l'ora del giorno. E Rovigo, il Polesine, dicevo che è diventato importante nel giro di questi ultimi 10-15 anni. Perché? Perché Rovigo, il Polesine, dove lui
aveva scelto di abitare. Non avevano scelto un po' i margini, no? Dicevo, prima era un professionista piuttosto che un artista e quindi gli venivano spesso commissionati a ritratti di figli oppure di anziani, di nonni da tenere in casa. Insomma, erano ritratti quasi sempre di ceramica perché costava meno, no? Sia farli sia comprarli. Oppure c'erano sculture di cimitero, oppure c'erano i monumenti che ho detto che non davano la dimensione dell'artista. In questo lungo cammino Milani ha conosciuto tutti e tutto. Si era fatto un'idea della storia, aveva scelto i suoi amici fra coloro che erano, diciamo, meno sull'onda della fama. Cioè i suoi amici erano quelli che la storia e la città avevano in qualche modo oscurato, lasciato un po' da un canto. E non perché non fossero bravi, ma forse proprio perché erano troppo bravi per lasciarli circolare liberamente. E c'è una bellissima foto dove c'è Milani nel 49, quindi all'indomani del primo dopoguerra, e nel 49 sono lui e altri due artisti. E due artisti che erano abbastanza schivi, anche se uno dei due si dava molto da fare. Quello che si dava molto da fare era Pinelli, che è diventato poi uno dei pittori più importanti di Rovigo, e l'altro invece, che è sempre stato schivo e ancora adesso viene ignorato, era Esteban Fioravanti. In questa fotografia dove sono vestiti come si usava allora, Fioravanti ha un impermeabilino di quelli bianchi, biancastri, che ci usavano un pochino corto perché lui era molto alto, diversamente da Milani, e Milani ha ancora i capelli neri e sorride ed è contento. E poi, diciamo, c'è questo periodo di cui io ho un ricordo un po' lancinante, no? Nel senso che ancora oggi un pochino mi commuove. Giorgi veniva spesso da me a chiacchierare, a parlare, perché con Giorgi c'era questo rapporto. Giorgi abitava, metà del tempo abitava in Polesine, ma l'altra metà stava a Roma, quei tempi là, aveva studio a Roma, in via della Paglia. E io lo trovavo quasi sempre in casa di Milani. Ed era bellissimo perché Milani aveva sempre freddo, anche d'estate, e quindi usava un plaid di quelli che facevano le mogli o le mamme una volta a quei tempi là, che si usavano, facevano dei quadratini all'uncinetto tutti lavorati e poi li univano insieme. Lui era sempre avvolto da questa cosa e poi a volte aveva ancora più freddo e allora un altro plaid sopra. La Fondazione Banca del Monte è ben lieta nel realizzare una delle sue finalità statutarie di realizzare un'opera che ricordi in maniera il più possibile completa e seria l'opera di un autore importante come Virgilio Milani. Si parte dalla ricostruzione del percorso delle case, dei luoghi, delle piazze in cui ha operato Virgilio Milani, si passa attraverso la descrizione della vita e delle opere di Milani fatte da un esperto della materia, si è parlato infine delle altre attività che Milani ha svolto su Rovigo e si conclude il tutto con una elencazione visiva, sia pure parziale, delle sculture di Milani di cui abbiamo avuto la possibilità di disporre. Naturalmente tutto questo ha come finalità quello di fornire un supporto per le scuole qualora vogliano seguire un breve corso sull'opera di un artista di importanza non soltanto locale ma anche nazionale, ma anche nello stesso tempo allo scopo di conservare per la memoria futura complessivamente una specie di sintesi dell'opera di uno scultore così importante.